e ti prometto amore che non sarò per te né una donna né un uomo e tantomeno un ruolo né un gioco di società. Ciao, siamo Papun e veniamo da Bari. Il nostro è un progetto che contamina vari stili musicali, cerchiamo di unire le tradizioni musicali della nostra cultura pugliese e anche delle popolazioni che hanno influenzato la nostra terra, cercando di contaminarla con un sound più moderno, con la musica rock indie dei giorni nostri, con delle sonorità un po' più esplosive, ecco. Noi siamo un bel gruppo, oggi siamo 5 persone, solitamente siamo 7, qui ho al mio fianco il chitarrista Gigi Lorusso, batterista Cristiano Valente, Mario Orlandi al basso e Enrico Elia al pianoforte, tastiere, eccetera, eccetera. Insomma, parlavo della tua... Noi siamo una band che lavora da circa 5 anni, abbiamo realizzato il nostro primo disco lo scorso anno, l'abbiamo pubblicato ad aprile e siamo usciti con un brano, il disco è stato anticipato da un brano realizzato con Caparezza, un nostro conterraneo, un rapper insomma, che credo conosciate, con il quale insomma, è uscita questa collaborazione molto simpatica. Su questo brano c'è anche un videoclip, tra l'altro il brano lo eseguiremo anche stasera, per cui magari avrete modo di ascoltarlo. Che dire, questo album ci ha dato parecchie soddisfazioni e ci ha spinto dopo un tour estivo, dopo una serie di soddisfazioni anche portate dall'interesse del pubblico, a portare avanti il progetto e a realizzare il nostro secondo album che dovrebbe uscire penso per la primavera di quest'anno. Tra l'altro stiamo abbastanza avanti con il lavoro. Siamo venuti qui a Musicultura perché è una manifestazione che seguiamo da tempo, anche se gli altri anni non abbiamo avuto modo di partecipare, di iscriverci. Quest'anno siamo contenti di essere qui, questo teatro eccezionale, sicuramente è una manifestazione a cui ci sentiamo molto vicini, per cui viva Musicultura e speriamo insomma di poter proseguire questo percorso. Ciao a tutti! Alzavo gli occhi al cielo quando sussurravo i miei timidi versi. L'esistenza non mi convinceva più ed ero costretto a scriverlo da lontano. Guardavo i ragazzini drogarsi nel corso, sordi del mio suono forse inutile e dell'umiliante vita che c'era. Desideravo un cambiamento, una grande rivolta, non le solite gesta da caproni, rimbambitevi prima del tempo, figli di papà, travestiti da cattoni. Vorrei essere come un'attrazione, come il personaggio di un romanzo immaginario surreale, abdicando alla vita terrena, intrufolandomi fra la gente, esule da ognuno di loro, esule da me, esule da ognuno di loro. Piansi sopra una nuvola quando mi uccisero l'ingenua fanciullezza. La luna vide tutto e tacque con l'omertà di un ignaro passante. Tenevo tra le mani un altro occhio di Gesù, senza una lacrima da spendere né desiderio da esprimere. Soffiai dolcemente per non fargli del male, volò e ricade in terra come un angelo senza ali. Voglio vivere come un'attrazione, come il personaggio di un romanzo immaginario surreale, abdicando alla vita terrena, intrufolandomi fra la gente, esule da ognuno di loro, esule da me, esule da ognuno di loro, esule da me, esule da ognuno di loro.
mistico mio orizzonte, portami con te. Voglio essere oggetto nello sfondo della dominazione dei potenti e delle loro contraddizioni. Esci dalla tua esistenza astratta e risveglia il mondo dal perenne dormiveglia. Voglio vivere come un'erezione, come una giornata di sole caldo, come una donna che fugge in treno. Essere solo un desiderio, desiderare di essere in me stesso e non in un altro posto. Vivere e non provarne vergogna, senza l'ossessione di dover dimostrare. Io voglio vivere come un'astrazione, intrufolandomi fra la gente, esule da ognuno di loro, esule da me. Esule da ognuno di loro, esule da me. Esule da ognuno di loro, esule da me. Esule da ognuno di loro.